rinnoviamo i nostri auguri al gruppo Folk San Biagio. Io non posso far finta di niente, nel senso che il gruppo folk nasce nel 1978 e in tempi record fa il suo esordio il 12 maggio 1980. Su questo palco ci ho ballato io e anche molte persone che in questo momento si sono esibite, sono le stesse che si sono esibite 38 anni fa. Ci ho ballato io, tutte le mie sorelle, abbiamo assistito all'esordio e in parte sempre attiviste nel gruppo, quindi non posso far finta di non emozionarmi ed è una grande festa. Ricordo che quando il gruppo folk era chiuso in cerchio, così come lo è stato pochi minuti fa, poi si è aperto, il cerchio si è aperto. Il commento di uno spettatore era stato questo: pari di un ventaglio di oro. E questa è la sensazione che anche oggi ho ricevuto, come il gruppo si apre, i colori, i sorrisi, le meraviglie delle persone che fanno parte di questo gruppo in effetti sembrano davvero un ventaglio d'oro. Grazie ancora al gruppo folk e io farei un ulteriore applauso a questo gruppo che si è esibito e che ha tanto lavorato affinché si potesse davvero compiere quello che oggi è il gemellaggio istituzionale con la cittadina di Alagon. Quindi chiamiamo sul palco il gruppo di Alagon, Virgen del Castillo. Allora, questo gruppo nasce nel 2012, quindi rispetto a noi è anche molto giovane. Nasce nel 2012 con l'intento che hanno tutti i tipi di gruppi folcloristici, cioè la riscoperta delle tradizioni, la diffusione e il mantenimento della cultura. Inoltre questo gruppo non solo presenta le sue danze, ma presenta anche la sua musica, i suoi canti. E appunto studiano anche quello che è il vestiario e sono molto accorti in quello che rappresenta il vestiario di tipo aragonese. L'obiettivo è quello che hanno tutti i gruppi folk di tutto il mondo: avvicinare i giovani, far danzare i bambini, far ballare i bambini, farli divertire, ma soprattutto fare in modo che le tradizioni non vadano perdute. Loro lavorano molto anche con altri gruppi internazionali. Pensate che nel 2015 hanno celebrato il 50° anniversario di un altro gemellaggio con la città di Saks, sempre in Spagna. Oggi si esibiscono con un ballo e un canto. Sono davvero belli, l'uso delle nacchere e dei loro balli vi incanteranno di sicuro. Prego, Virgen del Castillo.
Mahal parhat ay kato